Allora, sto pensando di mettere nella botte qui, nei rami finti, queste decorazioni che mi sono arrivate prima. Secondo me i rametti fini non riuscirò a metterli, ma questi qua con le uova, boh, ci provo. E li metto qui insieme a questi fiorellini. Le uova non stanno proprio benissimo perché sono dei colori bruttini, però vabbè, i rametti quelli sottili invece sono carini. Dai, ho fatto un po' primavera, che se non sono proprio belli, sinceramente. Questo è il tempo, in alto nevica, è abbastanza freddo, e anche se sono solo in maglia, ma c'è freddo. Lassù c'è il sole, che bello. E niente, fa freddo. Stamattina praticamente fioccava, adesso no, adesso non c'è niente, la neve si è sciolta, quella che aveva fatto l'altro giorno, quindi non fa più paura adesso. Allora, cosa ho deciso di fare questa sera? La tinta alle sopracciglia, visto che sono biondissime. Vabbè, quindi aspettate che pulisco questo. Mi sono lavata bene la faccia, quindi il prima è questo, poi vedrete il dopo, diventeranno molto scure, in teoria, se è ancora buona la crema, ma credo di sì. E poi tempo poco torneranno chiare. Comunque il prodotto che utilizzo io è questo qui, la tinta castana della Schwarzkopf. Sono questi due, tubetto di crema e questo qui che penso sia l'attivatore, mischiate questi due e via. E c'è questa cremina e adesso vado ad applicare il tutto. Lascio agire in 5 minuti, più si lascia più si scuriscono, però sapete che non l'ho messo bene? Non importa, di qua l'ho messo più in là e tanto non tutti i peli si colorano, non tutti. La peluria non si colora, a me. Boh, vediamo. Comunque guardate che scure che sono già. E niente, adesso dovrei lavare i denti. Nel frattempo che aspetto, mi lavo i denti. I capelli, non so se lavarli stasera o domani mattina. Io quasi quasi li laverei domani mattina. Non ho tanta voglia. Che ora è? 20:56, no, li lavo domani. E anche questa giornata è andata. Oggi è l'8. Ho un aggiornamento su Alfa. Purtroppo il tumore è maligno, era maligno, ce n'è ancora, ce l'ha in giro per il corpo, quindi le cellule ci sono in giro. Niente, non ha scampo, niente, comunque è a casa, la ferita è guarita benissimo, però sappiamo la fine che farà, ecco. Per il momento sta bene, dovevo darvi questo aggiornamento, avrei voluto darvi una notizia positiva, in realtà non è positiva. Però purtroppo come succede a noi succede a loro e quindi finché si può mandare avanti dignitosamente e poi se no sarà come per panna alla fine. Speriamo il più in là possibile. Ecco, è il risultato. Ho fatto una forma un po' troppo tonda e si è colorata un po' la pelle, ma lavandosi la faccia poi va via la tinta sulla pelle, quindi non mi preoccupa tanto questa cosa. Poi magari sistemerò un po' con, no, con la matita, con quello che uso io e via, comunque si vedono decisamente di più di prima. Sono proprio bionde bionde e qui non prende la tinta, ad esempio, sui peli qua non prende. Boh. Infatti qui ci sono ma non ha preso e sono rimasti biondi biondi. Pazienza. Ci sono i chip.
che ha fame? Chi ha fame? Chi? Chi ha fame? Hai fame? Pupi? Dai, ecco qua. Bravi. Oggi, domenica uggiosa, Chip sta mangiando. Ah, di là ce n'è un altro che mangia. Carini. Nessuno, cioè guardate quante cacchine che fanno. Vabbè. Non si è accorto di me, cioè nessuno dei due si è accorto di me. E anche quello. Beh, oggi la situazione è questa, piove. Piove, piove e piove. Ah sì, come ogni domenica mi sono pesata e sono calata ancora un pochino. Poco alla settimana, poco. Cioè è proprio un calo molto graduale. Giusto, perfetto. Perché sto tenendo traccia tramite un'app, l'app della bilancia, quella di là. Sto tenendo traccia di tutto e è proprio un calo molto graduale, che è quello corretto. E niente, quindi sono contenta. Oggi sono 59 e 05, non mi ricordo più. Comunque ancora meno. L'ultima domenica era 59,65. Invece adesso è 59,05 mi pare. Quindi ottimo, ottimo. Non pensavo, devo dire, non pensavo perché questa settimana non ho mangiato benissimo. Però alla fine ho sgarrato, però alla fine il peso dice la verità, quindi niente, sta andando bene. Questa domenica non faremo niente, ormai è l'ennesima domenica di brutto tempo, quindi casa e casa, non c'è altro da fare. Ho sonno perché mi sono svegliata presto, erano le 7, forse anche prima delle 7. Prima delle 7 ho provato a riaddormentarmi, ma niente, non ce l'ho fatta. E poi quando sto a letto, che non riesco a riaddormentarmi, mi viene mal di testa. Infatti mi era venuto un pochino, ho detto, boh, devo alzarmi. E vabbè, comunque adesso sono le 8:37, ho sistemato casa e basta, adesso faccio colazione, visto che mi sono pesata. Devo decidere cosa mangiare, non so. Oh, ho un prurito al naso, incredibile. Ogni mattina è così, eh. Penso sia allergia. Comunque, per rispondere a tutti, credo sia allergia questa. Anzi, quasi sicuramente perché anche gli occhi ce li ho sempre fastidiosi, ecco. E quindi penso sia proprio quella. Era qualche anno che non ne soffrivo. Ecco, quest'anno allergia. Oh, è una cosa odiosa veramente. Vabbè, c'è di molto peggio, però insomma è fastidiosa. E va bene. Avete intravisto i fiori anche prima, i tulipani, li ho presi da Shein e in realtà questi, cioè quello non è il loro posto, anche quel vaso non è proprio adatto, ma al momento li ho messi là giusto per tenerli fuori dalle confezioni, ecco. Quello non dovrebbe essere il loro posto, eh. Devo anche fotocopiare uno scontrino, quello del frigo, che serve alla proprietaria di casa e quindi devo andare a recuperarlo che ce l'ho di là. Tempo fa avevo sistemato tutti i documenti, sono tutti in un raccoglitore, tutto in ordine finalmente, perché prima erano in un raccoglitore, ma era un caos, poi era piccolo. Tutti sti anni che abitiamo qua era una roba, cioè non ci stava più niente e quindi avevo sistemato tutte le carte e anche le cose degli acquisti per la casa, insomma, perché comunque siamo in affitto e alcune cose tipo il frigo rimarranno qui perché già c'era il frigo e quindi
rimarrà qui quello, quindi serve alla proprietaria di casa lo scontrino. In teoria abbiamo fatto conservare lo scontrino in negozio, mi pare. Secondo me sì, perché tutte le cose che abbiamo comprato ultimamente le abbiamo fatto conservare lo scontrino. Ho rimesso su questa maglia e non so se ve la ricordate, no, ho questa, è una semplice maglia di Pile e una fucsia che però si è rotta la cerniera, ce l'ho lo stesso ma si è rotta la cerniera. Riesco a rindossare questa perché mi era piccola. Io non ho eliminato tutto quello che mi era piccolo, ho tenuto delle cose chiaramente perché erano anche robe nuove. Poi ero ingrassata di colpo e ahimè non avevo più potuto utilizzarle e quindi io ho ancora roba, anche pantaloni ne ho ancora. Ce ne sono alcuni che non so come facessi a starci dentro, però ci stavo, ma il fisico era completamente diverso. Dopo i 30 anni cambia proprio la forma anche del bacino, dei fianchi, tutto. Almeno, generalmente, poi non è detto, non siamo tutti uguali, però. Vabbè, dai. Vado a far colazione perché sennò mi perdo a chiacchierare e non combino più niente. La situazione è questa. Sì, oggi non c'era la neve, perché avevo registrato stamattina e la neve non c'era. E poi invece adesso c'è la neve, ecco, e tra l'altro adesso mi pare stia piovendo, uno schifo, e io cos'ho? Le scarpe da ginnastica, ma non avevo previsto tutta questa neve perché quando ero partita da casa pioveva, ecco, questa è neve sciroccosa, schifosissima, spero non si scivoli giù per strada con la macchina. Questa neve qua è proprio brutta, pesantissima. Cavolo, adesso devo togliere tutta la neve dalla macchina. Eh sì, questa pesa un casino. Vabbè, mi metto a fare questo lavoro qua. Non so neanche dov'è il tergicristallo qua. Poi si ghiacciano le spazzole, non c'è cosa peggiore di quando si ghiacciano le spazzole. Vabbè, dai, pulisco la macchina.